Un'industria che ha fatto parte dell'immensa galassia Eni, un destino comune a tante altre attività che rientravano in quel sistema. Nel 1995 la Carbo Sulcis viene messa in vendita, conseguenza inevitabile del processo di privatizzazione del colosso di Stato. Un momento di svolta. Un altro frangente in cui esplode il malcontento fuori e dentro la miniera di Nuragi Figus. Nessun acquirente si fa avanti, gli investitori privati non ritengono l'affare allettante, il carbone non viene ritenuto produttivo. Di fronte al concreto pericolo di liquidare un'esperienza industriale consolidata e di veder sfumare posti di lavoro, gli operai danno vita a una mobilitazione vigorosa. In queste immagini, tratte dal nostro archivio, la rabbia degli operai esplode davanti a Corrado Clini, oggi ministro dell'Ambiente, allora alto funzionario ministeriale. Un'assemblea tesa all'insegna delle contestazioni, quella che si è svolta stamani a Villa Patarozzi. Sul tavolo delle trattative il destino della Carbo Sulcis, un'avvertenza questa che tiene con il fiato sospeso oltre 1000 dipendenti. L'incontro di stamattina, più volte annunciato, è stato voluto da Antonello Cabras, presidente del comitato tecnico della Carbo Sulcis, per discutere su quali interventi istituzionali mettere in atto per dare una soluzione al problema carbone. Tutte le domande da farmi sono qui a vostra disposizione. Avevo un appuntamento a Roma, perché io cercavo di partire. Silenzio, ma non certo perché ho paura di avere confronti. Fra l'altro ci sono sindacalisti qui che mi conoscono bene, che sanno che io mi sono battuto per avere il piano di risanamento di Sulcis in quest'area e per fare in modo che venissero risorse importanti perché quest'area continuasse ad essere produttiva. E sono io che l'ho fatto. E c'è qui chi lo può Lotte sindacali, occupazioni, viaggi a Roma perché la miniera è una scuola di sapere qualificato, di fierezza e di orgoglio. Sarà un altro Natale in miniera come quello del 1992, qui nella miniera di Nuragi Figus la lotta peraltro mai sopita continua. Ci troviamo a 500 metri di profondità in una delle gallerie dove dal 7 novembre sono asserragliati e stanno protestando alcuni lavoratori. Considerando anche il 30 di giugno ci scadono i 2 anni di mobilità, noi abbiamo detto che perso per perso, cioè visto che tutto quanto stava vanificando i nostri anni di lavoro, di lotte, abbiamo detto che questa volta scendevamo in campo pesantemente. A Roma i minatori incontrano il nuovo inquilino di Palazzo Chigi, l'imprenditore che ha appena conquistato il potere. Da Silvio Berlusconi ottengono le risorse necessarie per far ripartire la produzione nella miniera di Nuragi Figus. Nel 1996 la Carbo Sulcis passa nell'orbita della regione. Doveva essere un passaggio intermedio finalizzato alla tanto agognata privatizzazione, ma ancora oggi, nella temperie di una nuova dura lotta, la situazione non è mutata.